Dopo la delusione dell'ultima partita di Champions League, l'Umana Reyer ha tirato fuori la grinta che la caratterizza, dando prova di grande solidità e battendo la capolista Milano, la prima sconfitta della stagione, 86-87 sul parquet avversario. È una vittoria importante per tanti motivi diversi, prima di tutto perché viene contro Milano, che naturalmente resta la squadra più forte di questo campionato, però è una vittoria che ci dà molta autostima, perché siamo stati comunque competitivi nonostante una partenza molto difficile, una partenza titubante, invece poi siamo stati molto bravi a girare l'inerzia anche alternando molto le difese, ma soprattutto andando a colpire quelli che pensavamo fossero i punti deboli di Milano, ma giocando una partita strutturata in attacco. Abbiamo giocato una partita che volevamo, una bella partita solida e che dopo l'eliminazione della Coppa cercavamo, perché è la dimostrazione che purtroppo si può sbagliare una partita, ma la squadra è stata, anche nonostante una partenza difficile contro una squadra così forte, non si è mai disunita. Devo essere onesto che questo è un po' il nostro DNA da sempre, almeno insomma da quando ci sono.